Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i cavalli della prima corsa, una prova per 3 anni, non vincitori di 7.500 euro nella carriera, affidati alle guide dei gentleman. Sono in 7 in partenza, con il numero 1 Cupido degli Dei, 2 Cazzaniga Light, 3 Carina Spritz, 4 Caffè Nero Arc, 5 Capitan de Gleris, 6 Caos LL, in seconda fila da sola con il 7 Costa Magna Pax, la quale sembra voler partire lungo i birilli in schiena a Cupido degli Dei. Problemi in fase di allenamento per Caffè Nero Arc, sbaglia anche Caos LL e allora in 1 metro il favorito Capitan de Gleris scende lungo i birilli. I due principali rivali si sono eliminati di galoppo allo stacco della macchina. 6, Caos e allora LL, Capitan de Gleris guida lungo l'arco della prima curva nei confronti di Cupido degli Dei. 4, Cazzaniga Caffè Light in Nero terza Arc, posizione. squalificato. Poi Costa Magna Pax a precedere Carina Spritz. 5 Superstiti in fila indiana dopo i primi 200 metri passati in 15,4. Guida a ritmo modesto Capitan de Gleris, che con Marco Castaldo sono padroni delle operazioni della corsa dopo 400 metri passati in 37 con una frazione in 15,3. Capitan de Gleris che guida nei confronti di Cupido degli Dei, di Cazzaniga Light, di Costa Magna Pax e di Carina Spritz, che sembra perdere qualche battuta alla retroguardia, 46,3 per i primi 600 metri di corsa. Al passaggio davanti alle tribune, Capitan de Gleris in vantaggio nei confronti di Cupido degli Dei, Cazzaniga Light, Costa Magna Pax e Carina Spritz. Lo schema di gara che non varia fino a che Costa Magna Pax non mette il naso di fuori e cerca di scoprirsi al largo. Prova a risalire la lieva di Salvatore Valentino e di Michela Rossi, cerca di portarsi almeno su Cazzaniga Light. Intanto la testa della corsa ha fatto il chilometro in 1,16,4. In vantaggio Capitan de Gleris nei confronti di Cupido degli Dei, Costa Magna stappata che prova a progredire al largo, Cazzaniga Light lungo i birilli a 450 metri dalla conclusione, ancora saldo leader Capitan de Gleris che passa i 3/4 di miglio in 1,31,2 con una frazione in 14,8. Cupido degli Dei sempre seconda alla corda, Costa Magna Pax all'esterno che prova ad arrivare a tiro del battistrada, il quale ha passato l'ultima curva in 14,7 in accelerazione, viene in retta arrivo in vantaggio mentre galoppa Cupido degli Dei lasciando al terzo Cazzaniga Light. Capitan de Gleris riparte sotto gli attacchi di Costa Magna Pax, Capitan de Gleris che viene a concludere facile vincitore nei confronti di Costa Magna Pax, corre bene, fa il secondo. Al terzo invece Cazzaniga Light. 1.15.1 il ragguaglio cronometrico, 29.4 l'arrivo con 14.7 ripetuto per 2 volte per la curva e per la dritta. Il successo del figlio di Nesta F. Prisca de Gleris che porta in pista i colori del signor Giuseppe Lorè, il training di Vincenzo Castiglia, le mani di Marco Castaldo. Il bel successo di Capitan de Gleris in cost to cost ha visto eliminarsi i due principali avversari allo stacco della macchina. Allora è stato tutto facile per Capitan de Gleris e Marco Castaldo. Corre molto bene al secondo Costa Magna Pax, al terzo sempre positivo Cazzaniga Light.